Alla ricerca della continuità, la femminile Rimini gioca un tempo e fa male al Vignola perché colpisce direttamente da calcio piazzato con il capitano Morelli, ma all'inizio è impacciato con le padrone di casa che dopo un batti e ribatti non inquadrano il bersaglio. Morelli al settimo pesca Sara Fiumana, ma la conclusione della biancorossa sbatte contro il legno della porta avversaria. Un'altra indecisione della retroguardia ospite porta alla battuta sotto misura la scatenata Montanari che non sfrutta l'occasione, cosa che invece fa Morelli al 23esimo. Il capitano biancorosso, che ha come specialità della casa non le tagliatelle ma bensì il calcio piazzato, colpisce condendo il pallone di quel ragù che scivola dolcemente nella pentola chiamata porta. Ma nella ripresa al ragù viene aggiunto l'olio, quell'olio sul quale le biancorosse scivolano, non riuscendo più a imbavagliare gli attacchi ospiti che sprecano prima con Balestri, poi dopo un pallone perso a centrocampo da Morelli, Montanari approfitta di un errore della retroguardia romagnola e si invola verso la porta superando Villucci e raccogliendo l'abbraccio meritato delle compagne. Al 57esimo la stessa Vellucci sventa il contropiede della neoentrata Gusci. Al 60esimo un angolo battuto malamente innesca il contropiede magistrale della squadra di casa che per certi versi a ritmo di corsa è un bel vedersi. Peccato per la conclusione finale di Agassi che Vellucci intercetta senza problemi. L'allarme rosso scatta però al minuto 63 quando l'Olimpia completa il ribaltone con la scatenata Montanari che sfrutta una seconda ingenuità della difesa ospite bucando per la seconda volta la porta biancorossa. Sempre l'esterno modenese nel finale prova la tripletta ma arriva stanca alla conclusione che un Villucci che blocca senza problemi. Sara Fiumana prova così a sintetizzare la sconfitta rimediata. Secondo tempo abbiamo calato, comunque sia al caldo o condizione fisica che magari ancora non è al top e loro comunque sia hanno fatto entrare delle ragazze più fresche che comunque sia potevano cambiare un po' il gioco e così è stato e purtroppo il risultato è finito a nostro sfavore.